Sin dallo scorso 24 ottobre, giornata in cui il comune di Agrigento dichiarò lo stato di allerta e una forte pioggia si è abbattuta in città, nella via dei Giardini a San Leone, arteria molto trafficata, si è formato un cumulo di terra e fango dovuto alla fuoriuscita di detriti che a causa della forte pioggia si riversano sulla strada. Nonostante siano passati 13 giorni, nessuno ancora è provveduto a pulire il fondo stradale, cosa che è stata fatta invece in altre zone limitrofe, come ci hanno dichiarato i residenti. Ciò ha provocato disagi e pedoni che vi transitano e difficoltà alle auto che vi passano sopra. Lo scolo delle acque e del fango arriva dalla vicina campagna, si riversa sulla strada e si ferma lì. Nella zona c'è un vallone, ma è pieno di erbacce e rifiuti che da tempo non viene più ripulito e, come si vede dalle immagini, non si riesce a drenare quando arriva con la pioggia battente. Si auspica che chi di competenza si interessi a far pulire la zona, sia per la parte pubblica che privata. E accettarlo per le forze dell'ordine non è difficile. Giriamo il presente servizio alle autorità comunali competenti, protezione civile compresa, per accertare di chi sono le responsabilità, pulire la strada dove ancora sono presenti cumuli di fango e di terra, svuotare il vallone dove scorrono le acque per permettere alle prossime piogge di scendere a valle senza provocare danni a cose e a persone.